Ah, cosa sono 260? 246? Se qualcuno ha delle idee... E noi presentiamo la proposta di legge per l'abolizione dei vitalizi. L'ho già scritta? Lo ricordo anche al nostro redattore, ma Ma io... Chiediamo all'Amoretti se lo vuole firmare. Io non sono oggetto... Le signore si fa sempre aspettare. Sì, vabbè, siete voi che io entro. Roberti. Ah, mi siedo? Ancora buonasera a tutti, allora adesso iniziamo. Ci sarebbe piaciuto aver avuto qui tutti i candidati all'inizio, ovviamente sono in arrivo, quindi hanno comunicato che stanno arrivando, arriveranno in tempo credo per i punti salienti del nostro programma. Intanto benvenuti a tutti a questo incontro che è promosso dal Coordinamento Veneto di CIDA. Grazie per la presenza e soprattutto ai candidati alla Presidenza della Regione Veneto e intanto ai candidati quindi a Jacopo Berti del Movimento 5 Stelle, Alessio Morosin di Indipendenza Veneta, Flavio Tosi della lista Tosi Presidente. Un grazie anche per la sua presenza al vicepresidente nazionale di CIDA, Giorgio Germani, che concluderà i nostri lavori. Ed un grazie a Giovanni De Luca, direttore della sede regionale di Rai Veneto, che ha accettato di moderare questo incontro. Soprattutto quello che diremo stasera c'è qualcosa a livello di principi generali che ovviamente riteniamo che riguardi tutte le regioni. Allora grazie anche ad Alessandra Moretti che Allora, la governabilità di un sistema paese e la sua capacità di decidere sono una precondizione indispensabile per la crescita. Scusate, io lo leggo perché è abbastanza articolato e ho provato a impararmelo a memoria, ma faccio un po' fatica. L'intervento del settore pubblico in economia si è gran parte trasferito da livello statale a quello locale e gli enti locali hanno un patrimonio spesso male utilizzato che andrebbe liberalizzato e, ove necessario, anche privatizzato. Molti enti locali hanno da tempo esteso la rete dei servizi pubblici prodotti da loro fuori dal regime di concorrenza, generando quasi un neostatalismo territoriale. Occorre dunque aprire al mercato molte di queste attività per generare efficienza e innalzare produttività. Riteniamo si debba creare una concorrenza virtuosa tra le regioni in merito al rapporto prelievo fiscale e servizi offerti ai cittadini. L'aumento del deficit di bilancio di molte amministrazioni è il risultato di un ricorso all'indebitamento, all'utilizzo opaco di fondi da parte di alcune regioni e di un sistema abbastanza farraginoso di controllo e di valutazione delle performance. Quando parliamo del Veneto sappiamo che la nostra regione ha avuto ridotta la spesa non vincolata da 500 milioni nel 2010 a circa 70 milioni di oggi, a fronte ovviamente di un residuo fiscale abbastanza alto che dai dati della regione risulta di 21 miliardi. Tutti gli interventi di cui a questo documento e soprattutto le future attività riteniamo debbano ovviamente tener conto di questi vincoli e di ridotta disponibilità. Andiamo di corsa alla riforma del lavoro. Riteniamo opportuno che la riforma, il Jobs Act, come viene chiamato adesso, perché la riforma funzioni, aumenti il livello di professionalità dei lavoratori e sia necessario attivare strumenti per favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro. A livello regionale sono pertanto indispensabili il potenziamento della formazione, l'attrazione dei talenti e un sistema efficace di servizi all'impiego. Le nostre proposte sono quindi servizi per l'impiego sempre più efficaci, affiancati a un'informatizzazione del sistema in grado di favorire l'incontro tra aziende, scuola ed università, che sono la fucina dei talenti di domani. Potenziamento della formazione continua,
Sviluppo ulteriore dei fondi per giovani imprenditori, managers anche nel settore dell'agricoltura. Favorire percorsi di alto apprendistato affidati a dirigenti e alte professionalità senior con funzioni di coaching e di tutor. Per quanto riguarda il fisco, occorre innanzitutto agevolare imprese che siano in grado di crescere e che vogliano investire. Occorre rendere più semplice e meno onerosa fiscalmente e burocraticamente la nascita di nuove aziende. E occorre che le regioni attivino un sistema fiscale efficiente, semplice, trasparente e certo, con poche e stabili scadenze. Politiche industriali attive, sia attraverso valorizzazione di quelli che sono gli asset esistenti, sia attraverso decisioni di intervento coraggiose. E quindi un clima che sia volto a favorire lo sviluppo anche di reti di impresa, valorizzando anche l'apporto di manager e anche di manager over 50, consentendo loro l'eventuale ingresso anche nel capitale di rischio delle aziende. È da considerarsi fondamentale il rilancio degli investimenti, sia pubblici che privati, che devono essere il cuore di una proposta di una regione. In particolare è necessario che la regione intervenga con incisività agendo su due leve: da un lato sbloccando i settori industriali, rimuovendo con sistematicità gli ostacoli alla crescita, dall'altro aumentando la competitività e ricostruendo la fiducia nel fare impresa, che forse è quella che oggi manca e che è necessaria per sbloccare iniziativa privata e tutte le risorse che ad essa si collegano. Il gap ha sovente origine in due aree che incidono in termini di inefficienza e onerosità sulle imprese. La burocrazia trasversale, in cui risiedono ampi spazi di miglioramento a tutti i livelli, e un sistema di incentivi che ad oggi appare non sufficientemente adeguato per le imprese che puntano sulla ricerca e sull'innovazione. Veniamo alle politiche per il governo del territorio, che riteniamo debbano essere perseguite nel rispetto dei principi di sussidiarietà, di adeguatezza ed efficienza, con la semplificazione dei procedimenti di pianificazione, riduzione dei tempi e garanzia di trasparenza e partecipazione, e l'adozione di un sistema informativo territoriale unificato e accessibile al fine di disporre di elementi conoscitivi raffrontabili. Il coinvolgimento poi dei cittadini e della parte sociale alla formazione degli strumenti di pianificazione e alle scelte che incidono sull'uso delle risorse ambientali, quello che in Veneto è partito con piani di partenariato. Il riconoscimento in capo ai comuni della responsabilità diretta nella gestione del proprio territorio, anche se sappiamo che non riguarda la regione. Pensate per esempio, mi viene in mente il comune di Venezia, che legifera e quindi può disporre su tutto il territorio comunale meno che sull'acqua. Venezia è una città che si muove sull'acqua, la responsabilità fino a poco fa era di un altro ente, un magistrato alle acque. E poi la messa in sicurezza degli abitati, non possiamo dimenticarli, e di tutto il territorio, dei rischi sismici e di dissesto idrogeologico. Ovviamente, quando parliamo di governo del territorio, non può mancare il coordinamento con le istituzioni locali e con le forze dell'ordine delegate al presidio, per garantire risposte al crescente bisogno di sicurezza che manifestano tutti i cittadini. Sui trasporti. Vorremmo continuasse una scelta a favore di una visione strategica, in base alla quale il trasporto pubblico locale sia gestito secondo criteri di redditività ed efficienza. Un settore al quale non si debba imporre di proseguire i servizi in situazione di evidente sottocompensazione, un trasporto pubblico nel quale le corrette dinamiche dei prezzi devono coprire eventuali riduzioni di trasferimenti pubblici. La possibilità di pianificare, di programmare e gestire non solo i servizi automobilistici e marittimi, ma anche quelli ferroviari, dovrebbe consentire di portare a termine il ridisegno dell'offerta complessiva del trasporto pubblico locale, perseguendo specializzazione funzionale di servizi e integrazione tra diversi servizi, per modalità, quindi parliamo di autobus, parliamo di treno, parliamo di mezzi di navigazione, oppure per tipologia. Quando parlando di treni ci soffermiamo su quelli regionali, sui regionali veloci, sulle corse automobilistiche urbane e extraurbane, eccetera. E poi integrare fisicamente le infrastrutture, con l'obiettivo di poter disporre di terminal strutturati in modo da ottimizzare fruibilità di interscambio, perseguendo nel contempo l'economicità di realizzazione e di gestione. Attuare un sistema tariffario integrato, così da consentire agli utenti l'accesso a servizi diversi per tipologia o modalità di trasporto con un unico titolo di viaggio.
un mio collega mi raccontava che i suoi figli per andare a scuola devono prendere diversi mezzi e ogni volta devono avere un abbonamento diverso. Probabilmente questo, rapportato al numero di studenti che si muovono verso altre aree, rileva un problema veramente importante. Le tematiche affrontate all'interno del piano regionale del trasporto pubblico dovrebbero essere molteplici. A questo punto sottolineiamo delle richieste che comunque arrivano da più parti per un miglioramento del servizio di informazione, interventi volti a favorire l'accesso al servizio da parte delle persone a ridotta capacità motoria, sostituzione di mezzi ferroviari obsoleti, miglioramento della qualità ambientale attraverso politiche di rinnovo dei mezzi automobilistici. Ancora, per parlare di infrastrutture, l'obiettivo di una migliore dotazione passa attraverso una stagione di riforme in grado di modificare i costi e i benefici collettivi derivanti dalla coesione economica dei territori. Dopo 12 anni di legge obiettivo, contrastare la crisi e diventare chiave di sviluppo, cosa vuol dire? Lotta alla corruzione da perseguire con trasparenza, razionalizzare l'offerta infrastrutturale, concentrare la domanda, separare e identificare i costi collettivi da quelli privati nelle attività di trasporto che sono connesse alla dotazione di infrastrutture. Separare definitivamente le competenze tra Stato, Regioni e enti locali con una modifica della seconda parte del titolo V della nostra Costituzione. E poi adeguare i contratti di concessione alla ciclicità del sistema economico, a razionalizzare l'assetto idrogeologico del territorio e migliorare la funzione di controllo delle aziende vigilate e dei grandi attori dello sviluppo economico, lasciando a loro le responsabilità che derivano dalla loro propria natura aziendale. Nell'ambito delle infrastrutture poi non possiamo dimenticare il ruolo che gioca l'agenda digitale. Sappiamo che l'agenda digitale europea ha descritto con precisione quelli che sono gli obiettivi che permetteranno questo sviluppo. Al 2020, e quindi il 2020 è domani, l'accesso a internet per tutti i cittadini a una velocità di connessione superiore a 30 megabyte secondo e al di sopra dei 100 megabyte per almeno il 50% della popolazione. Viene però ovviamente lasciata ai Paesi membri la scelta delle azioni e delle misure necessarie per raggiungere questo traguardo. E quindi allora è fondamentale la complementarietà tra il livello nazionale e regionale e l'integrazione tra le stesse iniziative a livello regionale. Solo così gli investimenti potranno produrre effetti strutturali. Veniamo alla ricerca. Riteniamo che una politica regionale debba incoraggiare la cooperazione delle imprese, dei centri di ricerca e delle università, al fine di definire strategie di specializzazione adeguate al loro contesto regionale e alle capacità di investimento. Queste strategie dovrebbero incoraggiare costituzioni e raggruppamenti di imprese o cluster basati su innovazione per condividere servizi e infrastrutture, condizioni favorevoli all'innovazione delle piccole e medie imprese, programmi di apprendimento permanente nella ricerca e nell'innovazione in collaborazione con l'università e con le imprese locali. Infrastrutture di ricerca regionali utilizzando tecnologie di informazione e comunicazione. Strategie digitali basate su applicazioni internet veloci, l'abbiamo visto prima. Utilizzo di appalti pubblici cofinanziati dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale per accelerare la commercializzazione di quelle che sono le innovazioni. E i partenariati di innovazione della strategia Europa 2020, in particolare nei settori di interesse comuni come cambiamento climatico, gestione efficiente delle energie e risorse, invecchiamento della popolazione. Istruzione, invece, e formazione professionale, università, sono settori strategici per il corretto funzionamento e per la crescita e lo sviluppo di questo sistema Paese. L'istruzione e la formazione è materia di esclusiva competenza regionale e i corsi strutturati su cicli triennali consentono il conseguimento di una qualifica professionale e la possibilità di inserimento nel percorso di istruzione tecnica e professionale che è direttamente gestito dallo Stato. Sarebbe auspicabile anche che le modalità di iscrizione ai corsi regionali si possano effettuare online attraverso il sito del Ministero, contemporaneamente alle iscrizioni dell'istruzione scolastica. Sul versante dell'università si registrano positivamente i recenti interventi su valutazione e costi standard. Serve però un rilancio su merito e ricerca, sia per trattenere in Italia le valide professionalità e anche, perché no, per attrarne da altri paesi. La Regione Veneto potrebbe inoltre ben contribuire a una proficua collaborazione fra dipartimenti universitari e imprese,
istituendo allo scopo anche un tavolo di incontro o un'altra forma di canale, quindi di un passaggio di informazioni agevolato, potendo contare su questo anche su indicazioni operative che CIDA potrebbe dare. E veniamo alla tutela della salute. L'esperienza di questo decennio ci ha dimostrato che lo Stato, attraverso il Ministero della Salute, sia in grado di garantire su tutto il territorio nazionale il diritto alla salute dei cittadini, lasciando alle regioni la gestione con propri modelli organizzativi all'interno di uno standard definito, assistenziale ospedaliero e territoriale, che sia omogeneo su tutto il territorio e determini anche il finanziamento da destinare ai singoli. La Regione Veneto ha finora attuato riforme ed interventi nel settore che hanno avuto eco anche in altre regioni italiane. Diciamo l'applicazione rigorosa dei costi standard, l'accesso alle strutture ospedaliere aumentato in termini di giorni e orari. E allora, oltre all'implementazione di tutto questo, è importante distinguere nella gestione del bene salute tra le funzioni di indirizzo e di controllo politico e le funzioni manageriali e tecniche, responsabilizzando cioè i tecnici secondo quelle che sono le loro relative competenze. Introdurre in modo chiaro una normativa qualificata a proposito del governo clinico. Limitare l'attuale ingerenza politica nella gestione delle strutture sanitarie attraverso la costituzione di organismi tecnici che diano attuazione alla programmazione regionale. Veniamo ai fondi dell'Unione Europea. Nel quadro di interventi per lo sviluppo regionale, le politiche comunitarie si sommano alle politiche nazionali, incardinate sul Fondo Sviluppo e Coesione, che ha un'allocazione nella legge di stabilità di circa 54 miliardi che sono distribuiti negli anni di attività dei fondi. Nel complesso le politiche conteranno su circa 100 miliardi di euro e allora riteniamo che questi fondi dovrebbero essere utilizzati per forme di mobilità sostenibile, interventi per l'efficienza e il risparmio energetico, economia digitale e inclusione sociale, abbattimento dell'isolamento delle aree interne alla regione, quantità e quindi qualità dei servizi pubblici, rafforzare le filiere produttive di specializzazione e quindi in tutti i settori, dal manifatturiero all'agroindustria al turismo, e alla realizzazione di infrastrutture leggere di connessione e di integrazione delle reti. Valorizzazione di beni culturali, del turismo e delle tradizioni enogastronomiche che sono così ampie, soprattutto nella nostra regione. Veniamo al turismo, che resta per ultimo, ma come dicono gli inglesi, last but not least. Le sfide per i diversi turismi sono significative, dallo sviluppo di nuovi prodotti turistici all'integrazione con quelle che sono altre eccellenze del nostro Paese. La cultura, il Made in Italy, l'artigianato e ovviamente poi alla differenziazione dell'offerta di destinazioni. Alcuni dei driver di competitività sono collegati a un nuovo sistema per creare valore nella filiera turistica, sull'uso più innovativo delle tecnologie che oggi sono disponibili, su un ripensamento del rapporto pubblico-privato. Tutto ciò acquisisce un particolare significato nella nostra regione. È la prima regione turistica italiana e 2/3 delle presenze turistiche nella nostra regione sono di stranieri. Per questo dovrebbe porsi una strategia di rafforzamento dell'offerta e della struttura manageriale nell'impresa turistica, ovviamente questo per saper intercettare quelli che sono le trend e le nuove richieste del mercato del turismo. Vi faccio un piccolo inciso, una delle elaborazioni di Manager Italia sui dati dell'INPS dicono che il nostro paese, che è già povero di managerialità, meno di un dirigente su ogni 100 dipendenti è attivo, quindi vuol dire che circa, se parliamo percentualmente, dello 0,85%. I dirigenti nel turismo invece sono quasi assenti. Nel comparto di alberghi e ristoranti sono in Italia solo 677, lo 0,05 dei lavoratori dipendenti. E anche quando allagare lo spettro ai quadri, che rivestono spesso posizioni anche di vertice, ne abbiamo solo 3.900 circa in Italia. E allora ancora dovremo prevedere maggiore integrazione di turismi e beni culturali ed ambientali. Queste determinanti di cambiamento richiedono un cambio di prospettiva rispetto a alcuni elementi chiave o che possiamo chiamare driver strategici dell'attuale settore turistico. E in particolare mi riferisco alle reti d'impresa, all'uso delle tecnologie e ai rapporti pubblico-privato che dovrebbero essere pensati e riformulati. Quindi dal concetto di rete d'impresa a un concetto molto più ampio di relazioni.
e dall'attenzione dell'uso delle tecnologie come motore e soluzione di cambiamento. Dalla gestione dei rapporti pubblico-privato invece alla compartecipazione pubblico-privata centrata ovviamente sull'innovazione. Noi pensiamo di aver affrontato questi argomenti con l'attenzione e il buonsenso di tutti i dirigenti che ogni giorno portano avanti aziende ed istituzioni. Noi siamo e saremo sempre disponibili a dare il nostro contributo di managerialità e di competenza per individuare e dare proposte di soluzione a quelli che sono i problemi che manifesta ancora oggi il nostro Paese. Grazie a voi tutti per l'attenzione. Prima di lasciare la parola a Giovanni De Luca, che introdurrà i nostri ospiti e romperà il ghiaccio con un primo stimolo di riflessione, vorrei far partire un brevissimo filmato di 2 minuti che riguarda CIDA. Bene. Buonasera. Allora, il criterio con cui è stato organizzato questo confronto è semplice rispetto agli ospiti, gli invitati, i candidati alla presidenza della Regione. Devono esprimersi, lo riassumo, in merito al documento che CIDA ha presentato sulle ipotesi di buon governo della Regione. Il criterio di intervento è in ordine alfabetico, quindi invito Jacopo Berti in primis a salire sul palco. Rispetto al programma originario, in virtù del leggero slittamento dei tempi, propongo un 10 minuti, se possibile, di contenimento, all'interno del quale ciascun candidato deve cercare di argomentare i punti, gli argomenti salienti, per quanto possibile inerenti al progetto presentato, al programma presentato. Per quanto riguarda Jacopo Berti, Movimento 5 Stelle, laddove non fosse già chiaro ai partecipanti, il primo argomento, l'argomento su cui lancia il suo intervento, in qualche modo da lui sollecitato, è l'argomento della corruzione e quindi più in generale della ottimizzazione o della valorizzazione delle risorse, poche o tante che queste siano. Prego. Prima di tutto grazie mille a tutti voi. Io parto da un concetto, il concetto di un bravo dirigente, un bravo manager. Ovviamente appena entra in un'azienda si dà delle priorità. Quali sono le priorità? Le priorità sono tagliare i costi e soprattutto capire qual è il problema più importante. Si fa un elenco di problemi e si vede qual è il problema più grande, più annoso, che debba essere risolto immediatamente per primo.
Questo per l'appunto noi sappiamo che in questo momento in Italia e in Veneto in particolare è il problema della corruzione. Non lo dico io, lo dice il Presidente della Corte d'Appello di Venezia, dice che il problema numero 1 in questo momento dell'economia è esattamente questo, un problema che va a intaccare direttamente le aziende e ovviamente i lavoratori, tutti quelli che vivono nel territorio. Quello dove noi ci troviamo incontro quindi è un problema che va a toccare tutte le sfere istituzionali, non solo la politica, ma abbiamo visto lo fa a 360 gradi. Però c'è un problema. Il problema è che in questo momento c'è un trattamento all'interno dell'ambito politico rispetto a un normale ambito di lavoro che è completamente spostato. Allora questo è il primo punto fondamentale, riportare la normalità. È molto brutto sinceramente. Perché celebrare la normalità è il trionfo dell'illegalità, questo purtroppo è lo stato di fatto, ma noi abbiamo bisogno prima di tutto di riportare la politica e chi fa politica, i politici, ad essere trattato alla stregua di qualsiasi altro lavoratore. Cosa vuol dire nell'atto pratico questo? Questo vuol dire l'abolizione di qualsiasi tipo di privilegio che non sia ricompreso in una qualsiasi altra professione. E allora noi per primi le facciamo le cose. Non abbiamo bisogno di aspettare le leggi o i decreti o di nasconderci dietro i voti perché magari qualcuno non ce l'ha fatto fare. Ci tiriamo sulle maniche, prendiamo una decisione e la portiamo a termine. Perché come mi insegnate voi è così che si cambiano le cose, non aspettando sempre di scaricare le colpe su qualcun altro. È per questo che noi abbiamo già restituito 42 milioni di euro di rimborsi elettorali e 11 milioni di euro dei nostri stipendi e di tutte le indennità. Abbiamo rinunciato a qualsiasi vitalizio, a qualsiasi forma di assegno di fine mandato per dare questi soldi a chi in questo momento ne aveva più bisogno, ovvero gli imprenditori, le piccole e medie imprese. È stata una scelta che abbiamo fatto, l'abbiamo fatto concretamente e oggi cerchiamo di rilanciare in questo modo il tessuto ed è quello che vogliamo fare qua in Veneto. Lo vogliamo fare andando a tagliare questi privilegi, andando ad abolire definitivamente e azzerando i vitalizi, parliamo e tutti i privilegi connessi, parliamo di 65 milioni di euro circa per 5 anni e con questi creare un fondo rotativo di 13 milioni di euro ogni anno per dare modo a 2.600 nuove imprese o magari imprese in difficoltà di avere accesso a questa linea di microcredito. Vorrebbe dire un'impresa e mezza al giorno che potrebbe aprire sul territorio. Vorrebbe dire un ragazzo e mezzo al giorno che avrebbe un motivo in più per rimanere qua in Veneto e fare impresa qua e innovare qua e non andare ad arricchire gli altri paesi. Questo è un modo, questa è una visione per riuscire a trattenere i cervelli. Certamente ci sono altre cose, non è che questa sia la soluzione definitiva, ma da qualche parte bisogna iniziare e bisogna farlo in maniera estremamente concreta. Sappiamo che abbiamo bisogno di infrastrutture, l'infrastruttura principale secondo noi in questo momento è la banda larga, ma perché mi guardo in giro per il mondo, vedo come funziona, vedo come si muove l'economia. Non so se conoscete, sono dei casi famosissimi, se qualcuno di voi si ricorderà, io penso Kodak, i famosi rullini Kodak, 140.000 dipendenti, nel giro di 2 anni è fallita. Come mai? Perché non ha saputo capire e cambiare il modello di business. Nello stesso anno veniva fondata una società fatta di 12 persone, nel 2012, che è stata comprata l'anno dopo per 1 miliardo di euro. Queste 12 persone l'hanno venduta per 1 miliardo di euro a Facebook e si chiama Instagram. E non ha mai venduto un rullino fotografico, però tutti e due vendevano fotografie. C'è chi ha capito come è cambiato il modello di business e ha saputo anche dare le infrastrutture. E allora questa è la direzione che noi dobbiamo cercare di prendere. Ed è questa la direzione a cui noi guardiamo. Una direzione che non guarda progetti del 1991, parlo per esempio del TAV, ma parla alle infrastrutture del 2020, del 2030. E allora è qui che parlo della banda larga. Noi abbiamo bisogno di mezzi per spostarci facilmente nel territorio. Allora colgo l'invito sul turismo di prima. Abbiamo bisogno di infrastrutture che siano utili, che costino il giusto e che siano capillari. Per questo a noi piace il trasporto su rotaia, ci piace molto l'idea di una metropolitana di superficie, per spostarsi velocemente
nelle varie zone del Veneto, un Veneto che si va a costruire e costituire di tante piccole realtà, di tanti piccoli universi, i famosi distretti produttivi. Questo è il Veneto. E allora noi dobbiamo dare modo ai pendolari, metà dei veneti sono pendolari, di spostarsi facilmente da casa loro al posto di lavoro. E come lo facciamo? Lo facciamo esattamente così, andando a prendere i soldi che in questo momento ci sono, perché ci sono nella corruzione, purtroppo vediamo. Addirittura non è più nemmeno quantificabile, si parla di 60 miliardi, ma non voglio stare qui, io solamente vi dico una cosa che a me ha fatto un po' specie, perché poi ci sono i fondi europei, si parla dei fondi europei. Ieri mi è arrivato da un nostro senatore Cappelletti, che tra l'altro, grazie a un esposto di Cappelletti, Cantone ha aperto mercoledì un'indagine sulla pedemontana veneta proprio per corruzione, perché evidentemente c'è qualcosa da cercare. Allora mi ha dato questa ricerca della Guardia di Finanza, dove dice che hanno campionato 1 miliardo di euro di finanziamenti, di cui i 2/3 si sono rivelati irregolari, la metà sono stati oggetto di truffa, e nel 2014 sono state raccolte 15.000 denunce proprio per questi problemi. Bene, di 14.000 denunce, l'1,3% è stato condannato. Cosa ci insegna questo sistema, quindi? A rubare. Questo insegna questo sistema. La classe politica che finora ci ha governato ha dimostrato questo, che conviene rubare. Tanto l'1,3% viene beccato e il 98% invece la fa franca. Questi sono dati della Guardia di Finanza. Allora, io non voglio fare poi il disfattista, io cerco di guardare oltre, cerco di dare una visione alternativa. Abbiamo parlato del turismo, certo, quante volte l'abbiamo sentito dire? Il turismo è il petrolio del Veneto. Se io avessi preso €1 per ogni volta che l'ho sentito dire, oggi probabilmente sarei seduto fra di voi a fare anch'io il dirigente. Però il punto, ma magari, la mia è tutta invidia, il punto è che in questo momento il turismo ci vede messi male in una classifica mondiale. Al World Economic Forum hanno presentato una classifica, l'indice di competitività delle nazioni dal punto di vista turistico. Numero 1, Svizzera, bravi loro. Numero 13, l'Olanda. Hanno la pianura, 4 mulini a vento, 2 tulipani e sono 13esimi. L'Italia, 28esima. Allora, perché siamo 28esimi? Perché non siamo stati in grado di fare delle politiche coordinate. Cosa sono queste politiche coordinate? Sono le politiche che noi abbiamo il Delta del Po, e cosa pensiamo di fare nel Delta del Po? Quando i francesi hanno preso 2 cavalli, 4 biciclette e hanno fatto la Camargue. Noi facciamo le trivellazioni. Noi pensiamo di andare a trivellarlo il Delta del Po, al posto che renderlo una fonte di reddito sicuro per le persone che lavorano, e quindi fare sistema. Il famoso facciamo sistema. Questo è fare sistema. Spostare da Venezia i turisti per portarli, per esempio, nel Delta del Po e creare la Camargue veneta. Non arricchire una società australiana che viene qui a fare i carotaggi per vedere se c'è il metano e quindi desertificare la zona. 10 minuti, Berti. Siamo arrivati ai 10. Siamo arrivati ai 10? Bene. Andiamo alla conclusione. Allora, arrivo alla conclusione. La conclusione dice che in questo momento noi siamo una forza politica che cerca di guardare oltre, cerca di andare oltre a questo sistema, che ha capito che così non si può più andare avanti. E allora cerca di dare delle soluzioni. Abbiamo portato qualcosa di innovativo, abbiamo portato delle idee diverse, lo sapete bene, la famosa storia dei 2 mandati, che noi dopo 2 mandati dobbiamo uscire dalla politica. Ma perché? Per non creare proprio questi centri di interesse, perché se abbiamo poi governato male, siamo entrati nelle istituzioni, l'abbiamo fatto male, e poi ci tocca tornare nella società, i primi a pagarli saremo noi. E quindi sarà tutto il nostro interesse aver fatto il meglio. Dopodiché, ovviamente, vi ho anche detto una cosa, noi in Parlamento in questo momento siamo la forza con il maggior numero di laureati, anche se cercano di screditarci il più possibile.
abbiamo un'età media di 31 anni e abbiamo l'indice di produttività più alto in assoluto. A noi piace dire che siamo una forza politica e ovviamente ci tagliamo lo stipendio e lo ridiamo indietro. Siamo una forza politica che in questo momento rende il doppio rispetto agli altri e costa la metà. Quindi io chiedo a voi dirigenti, se doveste scegliere voi degli amministratori per le vostre aziende, chi scegliereste? Grazie. Bene. Invito Alessandra Moretti, Partito Democratico. Nota, ci mancherebbe, ecco il gelato, come viene volgarmente chiamato. Sì, grazie. A ciascun candidato presidente è stato chiesto se voleva una nota introduttiva per iniziare il suo commento al programma della CIDA. E Alessandra Moretti intende affrontare in modo diretto e particolare il tema in oggetto, quindi le aziende, il management e soprattutto i concetti di gestione della crescita e dei modelli di crescita rispetto alle risorse. Right? Sì. Prego. Grazie a CIDA, grazie a chi ha voluto questo momento di confronto con tutti i candidati e credo che sia un documento, il vostro, che ho studiato ben fatto, con delle questioni, dei punti molto rilevanti, strategici ovviamente per il futuro, partendo dal presupposto che non torneremo più quelli che eravamo prima della crisi. Abbiamo vissuto un momento di recessione molto pesante, molto lungo, e quindi dobbiamo essere capaci, come ci chiedono tutte tra l'altro le categorie economiche e sociali, di rimetterci in gioco, rimetterci in discussione e di cogliere anche gli aspetti, come dire, della crisi proprio per affrontare le sfide del futuro, che sono sfide difficili, che sono sfide molto impegnative. E evidentemente tutto questo lo si fa partendo da un metodo che è quello del dialogo, della copianificazione, della coprogettazione, insieme a chi si occupa delle questioni più rilevanti, e quindi parlare, attivare tavoli di confronto e cercare appunto di capire quali sono i bisogni. Quindi un'esperienza di ascolto è importante, posto che CIDA è da molti anni che si confronta anche con la politica. Io credo che l'importanza degli investimenti riguardi sia l'importanza degli investimenti pubblici che di quelli privati, e credo che in futuro noi dovremo incrementare sempre di più un patto pubblico-privato per prevedere quelle che sono, ecco, gli asset su cui rilanciare l'economia ed evidentemente anche l'occupazione. Penso ad esempio che la strategia individuata dall'attuale governo di investire profondamente sull'occupazione attraverso la detassazione, la defiscalizzazione del costo del lavoro sia uno dei modi per aggredire, per affrontare la crisi. Certo, ce ne sono tanti, ognuno avrà la sua ricetta. Il governo e chi governa ha la responsabilità di sceglierne uno o una pluralità di metodi e strumenti. Si è scelto quello dell'abbattimento del costo del lavoro, che devo dire sta già dando degli effetti positivi quasi sorprendenti anche in Veneto. E da questo punto di vista vorrei dire proprio che Veneto Lavoro, un'agenzia della Regione, ha appunto dato una recente statistica dove dice che nel primo trimestre del 2015 sono oltre 37.000 posti di lavoro creati in Veneto e 5.000 le aziende venete che stanno già utilizzando le nuove regole, cioè le regole introdotte dalla legge di stabilità sulla defiscalizzazione del costo del lavoro per chi assume una persona a tempo indeterminato, ed evidentemente questa ricettività è una nota molto positiva del nostro tessuto economico produttivo. Cioè il Veneto è il laboratorio ideale per sperimentare l'efficacia delle normative, cioè i nostri imprenditori non si tirano indietro mai a nulla, si rimboccano sempre le maniche, sono sempre capaci di rischiare, e quindi quando c'è una nuova normativa cercano subito di applicarla
e devo dire che appunto il risultato è un risultato molto positivo. Evidentemente la nuova normativa implica un investimento forte sul tema della formazione, quindi credo che da questo punto di vista il Jobs Act sia diciamo molto interessante, perché dà investimenti, quindi investe risorse importanti per la formazione continua, ritenendo che la sfida del futuro, la sfida dei mercati internazionali e globali determina e richiede una management e un livello anche di formazione e di aggiornamento della classe lavorativa costante. E quindi in legge di stabilità si sono appunto investiti milioni di euro per questo, e adesso sta alle regioni, nell'ambito ovviamente delle politiche attive che sono state riviste dal governo per renderle maggiormente efficienti, questo starà adesso a noi individuare gli enti accreditati con i quali appunto individuare i sistemi di formazione e le tappe sulla formazione. Io ho individuato un vero piano Veneto per l'impresa, l'ho presentato 2 giorni fa, che si basa su 4 pilastri fondamentali. Il tema dell'accesso al credito, e dopo veniamo nel dettaglio, il tema dell'internazionalizzazione, intesa come capacità di attrarre investimenti stranieri, e la capacità delle nostre imprese, supportate adeguatamente dalla Regione, di aggredire i mercati esteri, e evidentemente poi il tema che ho già affrontato delle competenze imprenditoriali e delle capacità manageriali, e infine quello notissimo della semplificazione burocratica e amministrativa. Sono questi i 4 pilastri su cui basiamo il piano Veneto per l'impresa. Ovviamente questi sono i nostri driver strategici, e il primo, quello che vi ho appunto descritto, dell'accesso al credito, è un tema molto sentito soprattutto dalla piccola e media impresa. Cioè io vorrei che Veneto Sviluppo diventasse un hub di investimenti, perché sempre più imprese nella nostra regione non sono riuscite ad accedere adeguatamente al credito e ad una linea di credito, e questo dato allarmante viene confermato un po' in tutta Italia da un recente studio di Banca Italia su questo. Cioè la quota di aziende che hanno dichiarato di aver ottenuto un finanziamento è pari al 17,2%, quindi un dato estremamente basso che ci deve far riflettere e deve anche però stimolarci a trovare delle soluzioni, facendo sì in questo caso che Veneto Sviluppo diventi un luogo dove si riorganizzino gli strumenti finanziari, partendo dall'aumento ovviamente dei fondi per gli interventi di capitale a rischio e le garanzie del fondo perduto per progetti altamente innovativi. Tutto questo evidentemente, quando parliamo di investimenti, non può non toccare il tema Europa, fondi strutturali europei diretti e indiretti. Questo è un tema a cui io tengo molto, tanto che ritengo che nella prossima legislatura sia nostro compito aprire 10 sportelli di progettazione europea che nelle 10 città venete più grandi, che consentano agli enti locali, quindi i comuni, e alle imprese piccole, medie, lavoratori autonomi, di agganciare i fondi diretti europei. Oggi un imprenditore non si arrischia nemmeno, data la difficoltà della burocrazia, la complessità della progettazione. Noi, aprendone 10, lavoreremo con le università che sfornano ogni anno dottori di ricerca estremamente preparati e quindi capaci di aiutare chi vuole appunto accedere a finanziamenti molto molto importanti. Anche che oltre ai fondi diretti, noi abbiamo fondi strutturali, cioè dall'Europa il Veneto riceverà nei prossimi anni oltre 2 miliardi di euro nel quinquennio, che sono legati ovviamente a progetti sull'inclusione sociale, progetti per lo sviluppo e progetti legati all'agricoltura, altro settore molto importante. L'altro tema che secondo me
è interessante per la vostra categoria, posto che tutti gli argomenti che avete trattato sono estremamente importanti. L'imprenditore che riceve un finanziamento dalla Regione deve essere in grado anche di spenderlo al meglio questo finanziamento. Oltre che riuscire ad agganciarlo, deve anche spenderlo. Per questo c'è bisogno di una classe manageriale adeguata, capace di affiancare l'imprenditore. Spesso la nostra impresa, no? Gli imprenditori si sono sempre fatti da sé nel nostro Veneto, dell'intrapresa. Ecco, bisogna aiutarli spesso ad un affiancamento consapevole. Tante sono quindi le risorse manageriali, dirigenziali, che hanno capacità professionale per poter affiancare la piccola e media impresa, a conduzione magari familiare, in un processo di creazione, di strategia e di business. E il ruolo della Regione deve essere quello di mettere in comunicazione le imprese con le competenze manageriali. Altra proposta che faccio è la creazione del cosiddetto, diciamo, management buyout, cioè la capacità e la possibilità del manager di poter, se ce ne sono le condizioni, di accedere a crediti per acquistare l'azienda. Capita molto spesso che a causa della incapacità di una trasmissione generazionale quell'impresa rischia magari di morire con la fine di una era, diciamo così, imprenditoriale. Bene, ci sono molti manager all'interno dell'azienda che avrebbero la capacità di poter proseguire quell'esperienza e quindi questo ovviamente deve essere dato loro però la possibilità di accedere a dei crediti e quindi a dei finanziamenti. Per quanto concerne invece la formazione continua, ve l'ho già detto, la grande riforma del Jobs Act prevede anche questo, i nuovi centri per l'impiego. Noi prevederemo dei voucher formativi che già stanno dentro la legge di stabilità, bisogna però adesso indicare gli enti accreditati di formazione, è molto importante questo elemento. L'ultimo tema, quello dell'università, della ricerca e dell'innovazione. Attualmente, secondo l'indice di competitività europea, il Veneto è al 150° posto su una totale di 262 regioni europee. Noi abbiamo perso in 3 anni circa 20 postazioni in questa classifica rispetto a qualche anno fa. Perché? Perché abbiamo ancora spinto poco sull'investimento in ricerca e sviluppo. Spendiamo, nel 2011 eravamo fermi all'1% del PIL, la media europea è del 2,04%, in questo panorama noi dobbiamo fare di tutto per aumentare l'investimento e quindi questo lo dobbiamo fare anche sfruttando ovviamente le possibilità che l'Europa ci dà per tornare ad essere tra le regioni, diciamo, più competitive a livello europeo. Il Veneto è una regione policentrica, ovviamente servono anche per questo motivo strumenti innovativi, strutture dinamiche, volte quindi a promuovere il rapporto tra università, ricerca e impresa. Prima giustamente voi avete chiesto e sottolineato l'importanza della rete, del fare rete e sistema tra università e impresa. Io credo che questo sia diciamo una modalità che dobbiamo sostenere e implementare perché è tipica del nostro territorio. È da questa idea che parte la volontà di costituire dei poli tecnologici in prossimità dei diversi distretti industriali che raggruppino al loro interno imprese, incubatori e evidentemente anche ricerca universitaria. Grazie. Molto bene. Bene, adesso è la volta di Alessio Morosin, Indipendenza Veneta. Non ha segnalato un argomento preciso, anche se come dire, il titolo declina un programma e vediamo come nei termini che corrispondono al comparto in questione. Prego. Bene, grazie a lei, grazie a tutti voi che siete numerosi. Mi appoggio perché devo consultare il programma che mi hanno dato e sul quale vorrei intrattenermi. 30 secondi per presentarmi personalmente. Sono Alessio Morosin, ho 59 anni, sono avvocato, mi sono laureato a Padova
Faccio l'avvocato, vivo di questa professione, ho fatto un'esperienza di consigliere regionale nel 95-2000. Sono un lavoratore come voi. La cosa più curiosa penso peraltro che non sia questo mio dato personale, ma sia il movimento che ho avuto il piacere, la gioia e la determinazione di fondare e che secondo quella che è la percezione diffusa avrebbe bisogno di più lunga presentazione, però il tema è diverso e quindi anche qui dedicherò 30 secondi ugualmente. Indipendenza veneta. Non è una stonatura politica parlare di indipendenza, è un atto di responsabilità, è un progetto serio, è un progetto che ha contenuti e che non è visto. Io vi invito a non valutare, a non pensare in termini di contrapposizione contro qualcuno. Abbiamo superato culturalmente il tema di Roma-Ladrona, siamo al tema del Veneto che propone. Un Veneto che vuole nell'interlocutore italiano un soggetto col quale confrontarsi. Quindi l'Italia e Roma in particolare non è un nemico, ma è il Veneto da scoprire e da valorizzare. Quindi Indipendenza Veneta si caratterizza per una visione, se volete nel senso francese del termine. Una giornalista un giorno dopo un'intervista mi ha detto, colpita in modo positivo dei miei argomenti, dice: ma lei, Morosini, è affascinante per quello che dice, ma è un visionario. E io le ho detto sì, lei ha ragione, io sono un visionario nel senso francese del termine, che ho una visione, che ho un progetto, un qualcosa di valido da proporre, di alternativo. E quindi è un cambio culturale che io rappresento a voi in questa sintesi di commento per intervenire sui temi che volete siano trattati. Un cambio quindi di visione, non un sogno. Io sono una persona estremamente razionale e come voi sono abituato a trattare problemi nella loro crudezza e nella loro manifestazione quotidiana. Difficoltà. Sono chiamato a risolvere problemi e a dare risposte. Quindi lungi da me e da tutti noi, dal mio movimento, una etichetta di sognatori, di improvvisati o di qualcosa di analogo. O non ci pensi qualcuno come noi siamo una presenza occasionale in questa competizione. Magari qualcuno sorriderà, ma io lancio la sfida. Io sono venuto per vincere queste elezioni, deciso e convinto, sapendo che anche voi nel vostro intimo, al di là del sorriso soprattutto che potrebbe manifestare chi non conosce il tema, sa che è necessario cambiare radicalmente. Ed è la frase che avete citato voi per ultimi. Bisogna avere il coraggio di cambiare con un progetto però, un progetto che apre al mondo e non che chiude, un progetto che vede lontano e che ovviamente non vuol dare al Veneto una prospettiva provinciale. Una battuta e chiudo su questi argomenti. Ilvo Diamanti in un recente sondaggio scientifico ha verificato che in Veneto il 58% delle persone, quindi anche tra di voi dovrebbe esserci questa media, se fossero chiamati a votare sul tema serio dell'indipendenza, il 58% risponderebbero sì. Allora io chiedo a voi, segnalo, visto che siete uomini di organizzazione, manager, voi non ritenete che sia serio, che sia ragionevole, che sia molto probabile, se vi sono delle persone serie a guidare questo fenomeno, che noi riusciamo a drenare 1 su 3 di questi consensi e quindi che partiamo intorno a valori di consenso al 20%. Chiaro che finché porta a porta la televisione del servizio pubblico ci lascia fuori non possiamo comunicare, ma voi stasera sono convinto uscirete contaminati da questa mia determinazione, da questa mia positività, da questa mia voglia di comunicare qualcosa di concreto, perché è solo la concretezza che ci fa fare il salto. Io non voglio giudicare gli altri competitors, ma è certo che non possono che rappresentare per diverse ragioni, tutte valide, che il passato, perché l'autonomia è il passato. E allora entro nel cuore del problema partendo proprio dai vostri punti, dall'introduzione, quella del contesto istituzionale. Badate, non dimenticate 2 cose, l'articolo 119 della Costituzione, al comma 3 e al comma 5, non dimenticatelo, parla che lo Stato prevede fondi perequativi per i territori, senza vincolo di destinazione. Voi siete dei manager, pensate cosa vuol dire, dei fondi perequativi senza vincolo di destinazione. Vuol dire che si fa quello che si vuole, quando si vuole, secondo la bisogna della politica.
non secondo le necessità oggettive che i territori hanno. Ma non basta, c'è anche un quinto comma dell'articolo 129, il famoso capitolo quinto. C'è il comma quinto del 119 che dice che lo Stato può destinare risorse aggiuntive per interventi speciali in favore di comuni, di province, di città metropolitane e di regione. Due falle su una realtà di spesa che evidentemente la politica non è più in grado di controllare, se è vero come è vero che un appalto pubblico su 3 è viziato di illegittimità, dato recente, se è vero come è vero che la giustizia in Italia non è in grado di dare alcuna risposta seria alle situazioni di illegalità che si manifestano. E allora vediamo il quadro del contesto istituzionale. Su questa base istituzionale, come si può parlare di dare un futuro alle vostre imprese se non riusciamo a prospettare la Regione nel suo ruolo di protagonista? Io dico non la Regione, il Veneto nel suo ruolo di protagonista. E allora vedete già la premessa dove dice la governabilità del sistema Paese, la sua capacità di decidere, il ripensamento del titolo quinto dovrà consentire di ridurre il debito pubblico che negli ultimi anni è aumentato soprattutto in ambito locale. Voi lo sapete a quanto ammonta il debito pubblico attualmente? 8 miliardi e mezzo al mese e poi un signore di quarantenne che governa questo paese senza il consenso popolare mi dice che ha scoperto il tesoretto da 1,5 miliardi da spendere per il 31 maggio, magari viene qui a dirci che cosa dovete fare voi, come è stato bravo lui a risparmiare 1,5 miliardi. Voi leggete i giornali, sapete qual è la realtà, sapete che bisogna avere il coraggio del cambiamento nella responsabilità delle scelte, partendo dai dati noti, e questo dato noto è un dato incontrovertibile. La spesa vincolata, dice che la nostra regione ha avuto, è ridotta da 500 milioni nel 210 a 70 milioni di oggi. Ma allora come si può dire nelle premesse che il debito pubblico è aumentato soprattutto in ambito locale? È una contraddizione. Io lascio a voi la soluzione. Nel testo però io ho usato 2 criteri per toccare i punti della vostra introduzione. Ho messo il KO o l'ok per semplificare al massimo e vado velocemente perché credo che ho già bruciato 5 minuti di più. Allora, e questo è il mio difetto, chiedo scusa. Allora sul fisco ho scritto un bel KO perché non è pensabile che un manager, colui che ha la responsabilità della conduzione dell'azienda, non capisca che assieme alla burocrazia, che oltre a quella italiana adesso è diventata anche quella europea, la fiscalità non sia il momento vitale delle scelte anche di programmazione. Innanzitutto una fiscalità che rincorre l'imprenditore. L'imprenditore è colui che assume il rischio dell'impresa, non colui che assume il rischio dello Stato. Qui voi avete, oltre al rischio dell'impresa, il rischio dello Stato, uno Stato che strada facendo vi appesantisce la schiena, vi mette sulle spalle, vi mette sul tavolo atti normativi illeggibili, insensati, per i quali neanche più gli specialisti, gli esperti sono in grado di dipanare il quadro, che vi mette in posizioni crescenti, irragionevoli, che poi i tribunali una volta annullano, una volta approvano. Dove state lavorando? Dove stiamo andando? Come si può cambiare la prospettiva di questa regione se viviamo un rapporto così confuso, così intricato? Mi pare di essere in mezzo a quella realtà delle mangrovie dove non si sa dove sia il ramo e dove sia la radice. Siamo nella babele istituzionale, nella confusione normativa. Ma badate, io dico questo con la positività e la razionalità che il pensiero mi contraddistingue. Non è polemica la mia, è la lettura, la fotografia di una realtà che voi meglio di me conoscete. Siamo ai 10 minuti, lo ricordo. Rubo un secondo allora. L'ok ancora sul governo del territorio. Avete espresso in modo veramente molto intelligente queste considerazioni sulla semplificazione dei procedimenti di pianificazione, sul coinvolgimento dei cittadini, sulla messa in sicurezza degli abitati e quant'altro. Quindi condivido. Sono molti gli ok che ho posto sulla vostra. L'agenda digitale, straordinario, è un punto fondamentale. Quindi una grande condivisione di questo punto.
La ricerca e l'innovazione, strategico. Un paese senza ricerca, un Veneto che non riesce a fare brevetti, è un Veneto che non può dare futuro alle proprie imprese. I brevetti nascono dalla ricerca. In qualche realtà singola, di nicchia, riesce a farlo, ma con grande fatica. Pensate cosa potrebbe succedere se voi aveste quelle risorse che producete e che vi sottraggono illegittimamente, quella tassazione giugulatoria che ammazza le imprese. L'università, la tutela della salute, tutti i temi straordinari. Che avete trattato in modo straordinario. I fondi dell'Unione Europea, anche qui mi piacerebbe intrattenermi, ma non voglio abusare della vostra cortesia e della vostra disponibilità. La questione del turismo, eccezionale strumento per dare uno sviluppo a questo territorio. È la nostra, come diceva chi mi ha preceduto, è il nostro petrolio, ma finora io l'ho visto dimenticato laddove si trova. 7 pillole per chiudere dei miei appunti che ho lasciato anche al vostro ufficio comunicazione. La competitività, lo diceva chi mi ha preceduto, questa regione è al 158° posto su 262 regioni. Io credo, e qui penso che possiate condividere, che la maggior responsabilità di questa posizione infelice sia da addebitare a uno Stato che non ha nessuna considerazione per questo territorio. Morosin, Ho finito. Un'ultima battuta. I 7 punti. 20.000 milioni di euro, 20.000 milioni di euro di residuo fiscale, pensate cosa potrebbe fare sto territorio. L'aumento del PIL del 12% grazie all'indipendenza, non sono mie parole, Unioncamere del Veneto, il professor Pascal Salin, economista dell'Università di Parigi, da noi portato in un convegno internazionale l'anno scorso. Le tasse del 68,7% potrebbero, secondo studi seri, essere portate in un Veneto indipendente al 30%, non è una favola. Qualcuno, ingannando, parlava di una flat tax al 15%, per carità. Serietà anche in queste cose, non populismo. Il Made in Veneto, eccezionale, non è male il Made in Italy, ma il Made in Veneto sicuramente, se conosciuto, darebbe una spinta in più. Il quinto punto, io credo che oltre bisogna coniugare il PIL con il FIL, e oggi ho avuto il piacere dal Corriere del Veneto che c'era questo abbinamento, si parla del BES, il benessere equo e solidale. Il sesto punto, l'università e la ricerca, per noi è fondamentale. Il settimo, i fondi europei. Coniugate il vostro impegno con molta determinazione. E voglio chiudere con la frase che avete dato voi prima. Non dubitate che un piccolo gruppo di persone determinate possa cambiare il mondo. L'avete detto voi. Grazie. Grazie a lei. Adesso prego Flavio Tosi, sindaco di Verona, noto. Posso dire, non ha segnalato alcun argomento specifico, per cui ritengo che abbia già in testa un suo modello di commento ai temi trattati. Prego. Allora, mettiamo l'orologio. Ricordo io, 10 minuti, sono inflessibile. Quasi inflessibile. Quasi. Allora, intanto buonasera a tutti, buonasera a tutte. Io ringrazio Cida per questa opportunità di confronto tra i candidati e il loro programma. Io parlo proprio dal vostro documento, quindi dai punti chiave del vostro documento, per cercare di fare un'analisi di quello che si dovrebbe provare a fare dal governo della Regione Veneto. Avete toccato alcune tematiche che hanno anche risvolti nazionali, ma comunque sono interessanti dal punto di vista del rapporto Stato-Regioni. Per quanto riguarda la riorganizzazione dei territori delle istituzioni, ovvero sia comuni e province, se uno guarda l'assetto dello Stato italiano, noterà, lo sapete bene anche voi, che fino a 40 anni fa le regioni non esistevano i comuni e le province. Dico questo perché in realtà con l'abolizione delle province, se si arriverà alla definitiva totale abolizione delle province, ci saranno alcune competenze che sarà complesso gestire o a livello comunale o a livello regionale per le tipologie. Le strade, perché sono alcune realtà stradali che sono tipicamente interprovinciali e quindi sono difficilmente collegabili a livello comunale e sono difficilmente gestibili a livello regionale.
le edilizie scolastiche, i plessi scolastici, che è quasi impossibile talvolta attribuirli al singolo comune e lo stesso farli gestire dalla regione sarebbe sbagliato. E così dicasi per l'ambiente, con la tematica i controlli ambientali e l'ambiente gestiti per larga parte a livello provinciale. E anche questo per dire che paradossalmente si potrebbe talvolta ragionare di più sul fatto di abolire la regione che non abolire la provincia, per quello che è l'assetto dello Stato, per quello che sono i centri di costo. Perché le province, con la trasformazione che è stata messa in atto, la riduzione dei costi reali è stata per la parte dei cosiddetti costi della politica, su 2 miliardi, che sono i costi di funzionamento delle province, lo Stato risparmierà 100 milioni all'anno, quindi il 5% del costo delle province. Il restante costo sono sostanzialmente costi fissi e il costo del personale che vengono o ribaltati sui comuni o sulla regione, ma alla fine saranno facilmente incomprimibili. Ripeto, ci saranno delle competenze che sarà complicato da gestire o da sopra o da sotto. Per quanto riguarda i comuni, perché poi evidentemente ragioniamo anche su quelli, perché i comuni, è vero che noi abbiamo dei comuni troppo piccoli. La soluzione quale deve essere? Prioritaria. Quella di forzare, in questo la regione deve assolutamente incidere, forzare i comuni a mettere assieme tutto quello che è la parte dei servizi al cittadino, perché poi la spesa vera del comune, se voi guardate i piccoli comuni del Veneto, se voi prendete un comune di montagna, un comune che fa 1.000, 2.000, 3.000 abitanti, avete che il costo della politica, il consigliere comunale, se no che arriva a 300 o 400 euro all'anno, non al mese, all'anno. Il sindaco viaggia a qualche centinaio di euro al mese e ci sta quasi tutto il giorno, e quindi in realtà il costo da comprimere è quello vero, i servizi, il personale e le strutture. Allora quello che si può fare, ed è più facile anche per non calpestare le identità locali, è forzare i comuni a dire fino a determinate dimensioni metti assieme mense, trasporti, ufficio tecnico, ufficio personale, cioè fai in modo che tutto quello che è il costo vero, perché poi siete dei manager, lo capite meglio di me, quello che è il costo vero venga messo a sistema. E lo stesso la regione deve fare una cura dimagrante dal punto di vista della gestione, perché le regioni nascono in teoria come enti di programmazione, non come enti di gestione, con facoltà legislativa proprio per programmare. Oggi le regioni tutte si occupano ancora troppo di gestione e talvolta non riescono a fare la programmazione adeguatamente. Per quanto riguarda la macchina regionale, visto che la spesa più importante della regione sono per 3/4 circa del bilancio, come sapete benissimo, il sistema sociosanitario, bisognerebbe agire anche lì sulla riorganizzazione della macchina delle USL. Noi abbiamo 21 USL, 2 aziende ospedaliere e lo IOV. Ognuno di questi ha l'ufficio tecnico, l'ufficio personale, l'ufficio acquisti, il sistema della logistica gestito USL per USL. Voi siete dei manager, sapete bene che nel mondo del privato un'azienda che ha una serie di uffici ripetuti che effettuano le stesse funzioni e sono troppi, razionalizza. E quindi per il sistema sanitario, che è la parte di spesa preponderante della regione con oltre 60.000 dipendenti, per il sistema sanitario bisognerebbe agire su quella che è la spesa non sociosanitaria in senso stretto, ma tutto quello che sta dietro, il cosiddetto back office, perché per il cittadino, per l'utente, la spesa dell'ufficio tecnico, anziché dell'ufficio personale, anziché della logistica, è trasparente, lui non la vede, a lui non cambia nulla. Se però la regione razionalizza quella parte di spesa, i numeri che vi ho detto dei dipendenti danno la dimensione della spesa, può riversare queste risorse sulla spesa sociosanitaria in senso stretto, perché insomma la coperta è quella che è e quindi bisogna ricavare le risorse e spenderle meglio. Questa è una leva sulla quale agire. Per quanto riguarda la parte relativa alle funzioni di sviluppo dell'impresa, allora continuare ad incidere sulla dismissione di partecipazioni non profittevoli, perché comunque l'ente pubblico molto spesso ha partecipazioni che hanno poco senso. Veneto Sviluppo deve continuare quel percorso di dismissione di partecipazioni che non fanno parte della sua attività istitutiva, ma deve essere veramente una finanziaria al servizio delle imprese, far servizio alle imprese e dedicarsi solo a quello, utilizzando la regione come leva anche per quanto riguarda la parte finanziaria, il reperimento dei finanziamenti, perché mentre la piccola e media impresa fa più fatica ad accedere a determinate fonti di finanziamento,
se la Regione Veneto Sviluppo fanno da garante, è più facile accedere a fonti di finanziamento tipo quelli della BEI, che sono dei finanziamenti che hanno un tasso di costo assolutamente inferiore a quello del costo bancario del sistema bancario nazionale. E quindi la Regione deve utilizzare maggiormente Veneto Sviluppo come leva positiva in questo senso. Un'altra cosa, questa è una partita europea, che comunque è chiaro che deve partire dalla Regione, è quello della possibilità, in Europa è ammessa, qualche paese l'ha fatto, in Italia l'Europa ha sempre dilazionato i termini non ragionandoci sopra, l'istituzione di zone franche. Perché in un paese in crisi non competitivo, al di là del problema che questo è tutto nazionale, del ridurre spesa pubblica e debito pubblico, e quello è un problema romano, nel ridurre spesa e debito pubblico di un paese che ha la spesa fuori controllo e il debito pure, però il fatto di poter fare in modo di rendere competitivo e quindi attrattivo per gli investimenti un territorio passa anche attraverso l'istituzione di zone franche, ovvero sia avere una leva fiscale positiva, chi investe, chi porta investimenti deve avere dei vantaggi fiscali e, ripeto, in Europa altri paesi che sono stati per qualche periodo messi peggio dell'Italia hanno utilizzato le zone franche proprio per arrivare a questo scopo. Sempre legato al mondo dell'impresa, utilizzare a pieno i fondi europei per la disoccupazione giovanile, sono 6 miliardi in 6 anni, quindi sono 1 miliardo all'anno sostanzialmente, più i fondi che sapete bene legati al PORE, quindi utilizzare a fondo e compiutamente, non per dare il sussidio al disoccupato, per fare in modo che diventi incentivo all'occupazione, cioè utilizzare quelle risorse perché diventi un incentivo all'occupazione. Altra leva fondamentale è quella della sburocratizzazione, ovviamente, ovvero sia la Regione deve essere un ente sempre più snello dal punto di vista della burocrazia, anche perché quando si parla di corruzione, Jacopo, visto che ha iniziato il suo intervento prima su questo, al di là dei dati che in Italia si possono tirare come si vuole, perché è difficile pensare che l'Italia abbia un costo della corruzione per 60 miliardi all'anno, quando la spesa pubblica statale complessiva è di 840 miliardi, e quando di quegli 840 la spesa per gli investimenti è inferiore ai 40. Quindi che tu faccia investimenti, infrastrutture per 40 e abbia la corruzione per 60 è piuttosto improbabile, visto che la larghissima parte di spesa pubblica è costo del debito, previdenza e stipendi. E quindi ecco, talvolta i numeri sono un po' stiracchiati, però il modo per incidere sulla corruzione è soprattutto sburocratizzare. La corruzione è più facile nei sistemi complessi, ovvero se tu per ottenere un'autorizzazione devi avere bisogno di 46 firme, 30 autorizzazioni e pareri di chissà chi, in quei meccanismi particolarmente complessi è più facile che si innestino meccanismi di corruttela. Se tu semplifichi le norme rendi più difficile per meccanismi di corruzione, perché spesso la corruzione non è per darti qualcosa di cui non hai diritto, è semplicemente per far sì che tu possa avere in un tempo ragionevolmente utile quello che comunque potresti avere, perché spesse volte la corruzione nasce da questo. E quindi sburocratizzare, mettere tempi certi di risposta. Io parlo da sindaco di amministrazione comunale, dove per esempio il 100% delle pratiche dell'edilizia privata è informatizzato, tutto, totalmente informatizzato, quindi i tempi sono tassativi, noi abbiamo un tempo medio di rilascio delle autorizzazioni edilizie, non quelle che vanno in dia, quindi in silenzio assenso, autorizzazioni edilizie, il tempo medio di rilascio è 72 giorni, perché appunto abbiamo reso efficiente quella macchina per cercare in qualche modo di rendere attrattiva l'amministrazione comunale. E quindi diciamo bisogna sburocratizzare per fare in modo di incentivare le imprese a investire sul nostro territorio. Ovviamente bisogna essere anche efficienti nel dare le risposte in termini dei pagamenti, perché la Regione deve diventare, la Regione, le USL e tutte le sue controllate, deve diventare più efficiente nei tempi di pagamento. E uno dice, è vero, ci sono i vincoli del patto di stabilità che rendono difficoltoso questo. Io non sono sindaco di una città che da 8 anni paga a 27 giorni qualsiasi fornitore, perché abbiamo fatto la scelta che prima paghi il fornitore, uno che lavora per te lo devi pagare nei tempi previsti, perché molte imprese nostre, sapete benissimo, vanno in difficoltà, soprattutto quelle medio-piccole, perché se vieni pagato ai 6 mesi anziché un anno, per chi ha le spalle larghe in qualche modo insomma si organizza, per chi è piccolino rischia di saltare per il fatto di mancati pagamenti. In Italia ne abbiamo a dismisura di esempi di questo tipo, quindi essere rigorosi e rigidi nella serietà dei pagamenti. Altri 3 temi, e chiudo velocissimamente. Turismo. Allora, 3 leve. 1. Sponsorizzare e spendere i soldi solo per eventi importanti. Io sono sindaco della terza città turistica d'Italia e siamo riusciti ad avere numeri di questo tipo facendo appunto delle scelte. I soldi sono pochi, non devi
sponsorizzare la sagra, la sagretta, la singola piccola iniziativa, devi decidere alcuni grandi filoni e su quelli investire, perché i grandi eventi sono quelli che hanno notorietà e portano quindi indotto a livello di immagine, di televisioni e di turismo internazionale. Migliorare il sito della Regione Veneto, questo c'era scritto sui giornali, perché se il sito del turismo della Regione Veneto, che è la prima regione turistica d'Italia, ha 1/7 degli accessi del sito del Trentino Alto Adige, vuol dire che il sito della regione è da rivedere. Servizi al territorio, oggi sono i comuni, le province non ce la fanno neanche più, i comuni che pagano gli uffici turistici, il Comune di Verona si paga il suo perché gli enti superiori, provincia e regione, non riescono più a pagare l'ufficio dell'informazione al turismo. Ultima questione che avete toccato anche voi, che è importante, quella dei servizi a livello regionale, vuoi che sia trasporti, tutti quelli che sono i servizi, diciamo, nei quali la regione ha competenza. La scelta deve essere quella del libero mercato, che non vuol dire escludere il pubblico. Il pubblico deve essere messo in competizione col privato, alla pari. Esempio, perché parlo di quello che ho fatto. Io ho un comune che ha delle multi-utility che fatturano complessivamente quasi 1 miliardo. Le mie multi-utility vanno tutte a libero mercato, cioè non ce n'è più nessuna, adesso stiamo definendo con Roma, perché quando hai a che fare con i meccanismi ministeriali perdi mesi. L'ultimo passaggio per mettere sul libero mercato anche il servizio dei rifiuti, in modo tale che le mie aziende comunali sono di proprietà del comune, ma non abbiano nessun affidamento in house. Competono, se c'è qualcuno che è in grado nel privato di fare a minor costo lo stesso servizio, lo fa lui. Questo costringe le mie aziende pubbliche a essere efficienti se vogliono provare a competere, perché appunto non ci sono canali di favore attraverso gli affidamenti in house, anche perché gli affidamenti in house avranno vita brevissima, perché comunque sarà l'Europa ad imporre, l'ha già fatto, ma prima o poi sarà stringente. Ma perché? Ma perché è un vantaggio per il cittadino, siccome tu devi dare il servizio al costo minore, garantendo la qualità del servizio e la quantità del servizio, devi farlo fare a chi te lo fa costare meno. E questo vale per tutti i servizi, vale per il sociale, vale per la sanità. La sussidiarietà vuol dire che quello che il privato sociale può fare a minor costo rispetto al pubblico, lo deve fare lui, perché l'importante è il costo per il cittadino. E quindi anche nel mondo della sanità deve essere, ed è sociale, resa davvero paritetica la competizione pubblico-privato, perché in Italia normalmente il pubblico si avvale del vantaggio che gli stipendi e una serie di costi sono pagati dall'ente e quindi la competizione è impari. Vi faccio un esempio e chiudo, che così non vengo rimproverato. Io ho avuto il problema, per dire, degli asili nido del mio comune. Avevo un problema di personale, avevo 2 scelte: o assumevo del personale per mantenere i posti offerti dagli asili nido con dei costi superiori, perché il costo dell'asilo nido pubblico è superiore per i motivi di cui sopra, per i costi di gestione, per gli stipendi, per la minor flessibilità. La scelta che abbiamo fatto è qual è stata? Abbiamo detto quanto costerebbe il personale ad assumerlo, abbiamo offerto alle famiglie, gli abbiamo detto la differenza fra la retta che voi avreste nell'avere un posto nell'asilo comunale, anziché avere un posto nell'asilo privato convenzionato, noi vi integriamo quella differenza, quindi parità vera, e voi potete rivolgervi al privato convenzionato spendendo gli stessi soldi perché il comune integra la retta. Il risultato è che il comune ha risparmiato, perché in realtà il privato convenzionato nel campo degli asili, faccio quell'esempio perché è un esempio concreto di come dovrebbe funzionare il principio di sussidiarietà, per far sì che lo stesso identico servizio venga usufruito dal cittadino al minor costo possibile. Non riesco a parlare della sicurezza, che sarebbe un tema caro e so che è caro anche a voi, però evidentemente la Regione deve fare il possibile per quelle che sono le risorse a sua disposizione per dare contributi, ausili e sussidi anche sulla sicurezza, perché questo è un problema drammatico anche di sviluppo, perché i territori meno sicuri sono meno attrattivi per le imprese, per il turismo, per tutti quelli che vogliono investire sul territorio stessi. Ho sforato leggermente, mi scuso, buona serata. Bene, in ordine alfabetico tocca a Luca Zaia, Lega Nord, prego, immagino conosciuto dai più, per cui il tema trattato, il tema indicato in relazione al progetto CIDA riguarda l'ampliamento delle fasce orarie dei servizi sanitari, quindi costi
connessi, le novità relative a questo, però in considerazione del fatto che Luca Zaia è anche l'attuale governatore e presidente della regione, penso che un focus sulla situazione finanziaria che è stata toccata negli interventi precedenti si renda, come dire, necessaria. Prego. C'è un problema di sincronizzazione con la registrazione video, quindi va bene da qui ma con il gelato. Faccio da qua allora. Sì, grazie a dottor Chiriatti per l'invito, ho avuto anche modo di ringraziarlo personalmente, grazie a tutti voi. Sarò breve, la Z a scuola mi portava male perché era sempre il primo ad essere interrogato, per cui oggi mi va anche un po' meglio. Alcune considerazioni. Noi siamo una regione che ha degli indicatori sociali ed economici sicuramente di livello e penso che un'assemblea così autorevole come la vostra non possa che confermarlo. È accaduto qualcosa di strano però nel 2008 col crollo della Lehman Brothers e le cose qui da noi sono cambiate. Oggi, dopo 5 anni di questa amministrazione, ne viene fuori che gli indicatori economici che posso portare a un'assemblea così autorevole sono gli indicatori, ad esempio, dell'occupazione. Noi ancora oggi abbiamo 170.000 disoccupati in Veneto. Nonostante questo, la performance sulla disoccupazione, e ci tengo a dirvelo questo, cioè la nostra performance sulla disoccupazione è la migliore d'Italia. Siamo al 6,7% contro una media italiana del 13,4%. Considerate che la regione che ci segue a ruota è l'Emilia Romagna con il 7,3%. Il che vuol dire che le politiche attive che abbiamo attivato comunque sono servite, ma vuol dire anche che le nostre imprese, come al solito, con il solito colpo di reni alla Veneta, hanno saputo rispondere a una crisi che è stata una crisi ed è una crisi non poco pesante. Fatturiamo ancora 170 miliardi di euro, siamo 600.000 partite IVA e penso che sia il grande valore di questa comunità. Forse la crisi ci porta a dire una cosa fondamentale, e questo, se ci pensate un po' tutti noi l'abbiamo osservato, che il conflitto sociale che conoscevamo ante crisi del lavoratore con il datore di lavoro oggi diventa una sinergia, diventa anche una sfida comune. Cioè in tutte le aziende ormai, io lo vedo anche nei rapporti con i sindacati, solo per dirvi, quest'anno noi abbiamo curato 350 contenziosi collettivi di lavoro, sapete che questa è una competenza della Regione, e vedo che comunque al tavolo i lavoratori si presentano sostanzialmente con la voglia di risolvere il problema, sapendo che lì fuori di occupazione non è che ce n'è per tutti. Per carità, poi ci sono i grandi temi, li abbiamo sentiti, del Jobs Act, di tutte queste nuove architetture del mercato del lavoro, però i dati ci dicono, il Veneto Lavoro ci dice che è vero che abbiamo avuto una buona performance con il Job Act nelle assunzioni, però se poi va a vedere il dato sono trasformazioni di contratti, e trasformazioni di contratti non serve che vi dica, Chiriatti mi ricordava che ero stato anche vostro associato e non me lo ricordavo neanche più, non serve che vi spieghi cosa sta accadendo nelle aziende rispetto a queste trasformazioni di contratti e la prospettiva del triennio che abbiamo avanti per poi rivedere questi contratti. Ma guardate, Veneto Sviluppo, se ne è parlato stamattina, è una finanziaria regionale che ho preso in carico con una visione manageriale. Se vi ricordate, 5 anni fa quotidianamente Veneto Sviluppo era sui giornali con polemiche, scandali, disastro Casella. Abbiamo portato in Veneto Sviluppo un board degno di una multinazionale, andate a controllare, sono in rete i curricula dei consigli di amministrazione del Presidente e del direttore generale, dell'amministratore delegato, scusate, e avete modo di vedere che insomma sono tutti curricula di peso, che ci hanno permesso di portare fuori da una situazione di impasse Veneto Sviluppo. Ci permettono oggi di portare una contabilità a tutti voi di 15.000 imprese che comunque hanno avuto accesso alle misure, alle diverse misure. Noi sappiamo che la banca ci dà i soldi quando ci dà l'ombrello, che si dice spesso, no, quando c'è sole, ce lo toglie quando piove. Forse il primo problema che abbiamo avuto con la crisi per le nostre imprese che sono sottopatrimonializzate, che quando gli parlo di Basilea l'unica roba che comunque gli è familiare è la città, e sappiamo quale sia stato il percorso difficoltoso delle diverse edizioni di Basilea, ne viene fuori che noi abbiamo attivato subito fondi di accesso al credito, fondi di rotazione, fondi di garanzia, il tranche covered, come sapete, quindi abbiamo messo le garanzie, la prima garanzia al posto delle banche, sapendo che le banche qualche difficoltà ce l'avevano.
15.000 imprese, una leva finanziaria di 1,5 miliardi di euro. Questi sono dati ufficiali, se qualcuno li volesse, adesso per carità c'è anche la privacy, però sono anche i nomi e cognomi delle imprese, e penso che questo sia un merito che comunque ci ha permesso di intervenire sul mercato. Un mercato non facile, mi piacerebbe anche ricordare, adesso per carità magari dovevo parlarvi anche di altre robe, ma vi dico quello che mi viene in mente, dovrei anche dirvi che un'assemblea come questa varrebbe la pena ricordare che in questo mercato, con la difficoltà dell'accesso al credito, con una forte ristrutturazione dei mercati, con una difficile potenziale di attrattività, di competitività che hanno i nostri territori, noi abbiamo anche un problema in più, che è quello che le banche, diciamo, players principali sul mercato finanziario delle nostre città, per le nostre imprese, sono banche popolari o di credito cooperativo che sono state efficientissime durante la crisi. Diciamo che sono le ultime che hanno risposto di no. Però oggi siamo davanti anche qui a un decreto governativo che si trasforma in legge, che impone il voto capitario, che quindi ci impone la quotazione di banche non quotate, con tutte le derivazioni che avete visto, la Popolare di Vicenza lo scorso sabato, domani ci sarà Veneto Banca, la decurtazione della quotazione che Allora, ci sono due categorie di azionisti delle banche popolari. Chi fa finanza, che comunque quantomeno si è fatto finanziare e ha comprato azioni, e i piccoli risparmiatori. Bene, la decurtazione su queste due partite pesa per il Veneto, non so se qualcuno si è preso la briga di fare il conto, 1,5 miliardi di euro. Cioè vuol dire che la ricchezza dei nostri veneti si è ridotta di 1,5 miliardi di euro. In un momento di difficoltà, con un progetto di quotazione che non va contestato. Guardate, io ho preso i fischi l'anno scorso perché ho detto è ora che si pensi a un progetto di aggregazione tra le banche popolari, è ora che si pensi a un grande... Pensate che se le due banche popolari, Veneto Banca e Popolare di Vicenza, si aggregassero, e andrà a finire così, ci scommettiamo quello che volete, perché comunque Banca d'Italia spinge e comunque la dinamica è quella, noi avremo uno degli istituti di credito più importanti a livello nazionale. Penso che arrivino quasi 8.000 sportelli assieme. Certo è che questo attacco, non garantendoci il soft landing, cioè un atterraggio morbido verso la quotazione, dà turbolenza in volo, è come essere in quota e dire scendiamo qua perché sta finendo il carburante, l'aereo va giù in picchiata come un caccia. Questo poi si ripercuote nella quotazione, ma la grande preoccupazione, non che io devo avere perché ce l'ho già, ma che tutti noi dobbiamo avere, e questa è un'assemblea di persone responsabili, è che il progetto di quotazione obbligatoria che ci sarà, senza un soft landing che permetta ai veneti di riorganizzarsi, aprirà le porte agli investitori stranieri che faranno cannibalismo dei nostri istituti di credito. Questo sarà la fine. Ciò vuol dire che le banche popolari, che qualcuno contesta a livello nazionale, sono banche mutualistiche. Ricordo che Obama investe sulle banche mutualistiche, che la Merkel investe sulle banche del territorio. Qualcuno a livello nazionale ha detto che non è managerialità e non è semplificativo di grande governance una banca che fa l'assemblea dei soci negli stadi. Vabbè, io dico però che quando quelle banche hanno preso vita, per carità, le avranno fondate gente con i calli che non avevano neanche la quinta elementare, ma sono stati i nostri soci occulti fino a stamattina. E queste robe bisogna ricordarle. Guardate che noi siamo sotto attacco a livello nazionale con le banche di credito cooperativo e le popolari, che il conto lo pagheremo i prossimi anni di questa partita. Perché il bene fondi, cioè non è che lo possiamo farcelo dare da qualche isola in giro per il mondo o da qualche elaboratore che... Cioè noi eravamo anche abituati alla stretta di mano in questi territori. Detto questo, un altro problema che abbiamo, sul quale bisogna assolutamente fare, e poi mi zittisco, un minimo di riflessione, è il tema dell'attrattività, della competitività. Allora, noi siamo bravi, abbiamo delle attività che sono uniche nel loro genere. Pensate che noi lavoriamo con un total rate tax, con una tassazione totale che è del 68,5%. Insomma, siete manager, le sapete queste robe, no? Fatturo 100, 68,5 euro li do allo Stato di tasse, di spese, di casini vari, contro una media europea del 46%. Quindi se abbiamo ancora una manifattura che pesa per il 65%, vuol dire che siamo veramente bravi nella manifattura, soprattutto molto spesso per attività che hanno basso valore aggiunto. Allora, qual è il ragionamento da fare? Leggevo un'indagine di McKinsey e penso 2 o 3 settimane fa, che parlava di questo problema. Diceva, e lo dico dei manager, che in Europa ci sono circa 450 miliardi di euro
di investitori pronti per essere investiti da parte di investitori privati sul sistema economico europeo. L'Italia quota circa il 10% di questa cifra, circa 45 miliardi di euro, dove imprenditori sarebbero disponibili a investire. Il vero problema che noi abbiamo, e noi paghiamo il conto del sistema paese, lo ricordava anche prima Alessio Morosin, è il fatto che l'attrattività e la competitività per noi cala. Quando noi diciamo che il Veneto è alla 158esima posizione, ma dobbiamo anche ricordare che la Lombardia è alla 128esima, cioè non è che il Veneto si è perso per strada e gli altri sono andati avanti. Cioè noi abbiamo, sicuramente siamo un po' gracili come sistema produttivo perché abbiamo le piccole e medie imprese, che sono flessibilissime nelle crisi di mercato. L'80% delle nostre imprese ha meno di 15 dipendenti, però è altrettanto vero che sono sottopatrimonializzate ed hanno spesso temi come quello della managerialità, che è da self-made man. Prova ne sia che noi con Veneto Sviluppo abbiamo messo in piedi addirittura un progetto che finanziamo, non potendo finanziare sgravi contributivi e defiscalizzazioni, il temporary manager, no? Cioè il manager temporaneo. Perché vediamo che molti imprenditori ci dicono: ma qua ho il ricambio generazionale, ho il fiol che non ho capito bene cosa devo fare. Io penso ad esempio che il manager temporaneo, che noi finanziamo, perché il Job Act Veneto, noi lo facciamo già, i 6.000 euro a neoassunto nella garanzia giovani, sono 21.000 ragazzi, lo si fa già, cioè si dà il bonus e poi l'azienda farà formazione, tutte le cose che sapete. Torno a bomba, l'attrattività, allora c'è un livello che è il sistema paese, la causa civile media 7 anni e mezzo, quindi attrattività di capitali, se tu dici che se uno non ti paga la fattura devi aspettare una sentenza 7 anni e mezzo, sei finito. C'è il tema della burocrazia, di tutta una serie di norme che si autogenerano, poi c'è un tema regionale, anche questo che prevede la sburocratizzazione, l'attrattività e un progetto che io chiamo di rinazionalizzazione della manifattura. Noi abbiamo una chance adesso, anche sul fronte della manifattura. Allora, Veneto senza manifattura non ha futuro. Il Veneto senza manifattura non ha futuro. Guardate i dati economici, è inutile che ci inventiamo le fantasie. Io sono tecnologico, credo anch'io, come diceva Jacopo Berti, che la banda larga sia la vera infrastruttura, però alla fine noi abbiamo un contingente di manodopera, sono 2 milioni di veneti che lavorano, che ha bisogno di produrre attraverso l'uso delle mani. E siccome siamo dei maestri nell'uso delle mani, forse il vero tema della rinazionalizzazione della manifattura, lo sta facendo anche la Germania, è quello di vedere, ormai lo sapete meglio di me, che i costi di produzione nei Balcani e in Estremo Oriente non sono più quelli di 10-15 anni fa. E quindi anche questo potrebbe avviare questi processi di rinazionalizzazione della manifattura che in Germania già esistono. Se avete modo di informarvi vedrete che anche le grandi multinazionali in Germania, facendo anche dei contratti particolari con i lavoratori, un esempio è stata la Volkswagen, poi si torna a casa con la manodopera. E questo per noi è una grande sfida. Detto questo, ed ho chiuso, il ragionamento per dirvi cosa? Per dirvi, noi siamo sul pezzo, abbiamo coscienza di quali sono i problemi. È altrettanto vero che la sfida principale è quella della tassazione, perché vi dicevo prima, quando tu parli del 68,5%, capite che noi partiamo con 22 punti di gap negativo rispetto a un partner europeo. E penso che se noi non lavoriamo sulla tassazione e quindi sulla decurtazione delle tasse, qualcuno la definisce impossibile, penso anch'io che sia un fatto abbastanza avventuroso, abbiamo difficoltà poi di dare risposte concrete. Però le risposte comunque, per quanto sia stato possibile, qualcuno prima, forse Morosin lo ricordava, io ho preso in mano un'azienda che è la Regione del Veneto nel 2010, 575 milioni di euro di cifra disponibile per le politiche regionali, metteteci dentro tutto quello che vi passa in testa e siamo arrivati al 2015 con 75 milioni di euro. Una cassa di espansione costa 50 milioni di euro, tanto per darvi una dimensione, tocco de strada, roba del genere. Quindi capite che qualcosa è cambiato, non venitemi a dire che le tasse sono diminuite perché vi dico che dite bugie, non venitemi a dirvi che non si fanno i tagli perché io sono tornato stamattina da Roma, abbiamo 2,7 miliardi di taglio sulla sanità che avrà una ricaduta sui cittadini pesantissima perché comunque questa che è una regione che ricordo che non applica addizionale IRPEF, l'unica in Italia, e che non applica i ticket regionali per la sanità, però comunque ha delle difficoltà. Grazie. Prego. Anche per i tempi. Bene.
Quindi io penso, grazie a tutti i partecipanti, penso di farlo a nome di tutta l'Assemblea, un augurio a tutti quanti per la campagna, che si mantenga peraltro sui contenuti come è successo. Penso che tutti abbiate apprezzato anche il fatto, contrariamente a quanto accade nel salotto di Porta a Porta, qui non ci sono i sondaggi, ma solo i contenuti, che aiuta perché non confonde le idee, giusto? E penso che il compito più difficile adesso sia del vicepresidente nazionale CIDE di tirare le conclusioni. Auguri. Ma è facilissimo, perché la migliore conclusione è fare i complimenti all'organizzazione e allo svolgimento dei lavori. Quindi fare i complimenti a Riccardo, a chi ha lavorato insieme a Riccardo, ai candidati che, come ha già detto il giornalista, si sono confrontati sui contenuti con molto senso di costruttività, con qualche valutazione critica, ma ci sta. La mia presenza qui vuole essere la dimostrazione che noi crediamo nelle CIDE territoriali, ma c'è una CIDE nazionale presente e attenta. Io vi porto anche il saluto del presidente confederale Silvestre Bertolini, che è un manager, un amministratore delegato di una multinazionale e che è spesso in giro per il mondo. Quindi viviamo anche dimensioni di internazionalizzazione. Prima di fare la regione che vogliamo, nelle regioni dove si va al voto in questa tornata, che doveva riguardare tutte in verità, ricordava prima Tosi che siamo partiti 45 anni fa, siamo partiti 45 anni fa tutti, adesso andate al voto in 7, perché lungo la strada tra crisi e scioglimenti questo si è verificato. Prima di arrivare qui abbiamo fatto nel 2013, anche in Veneto, se non vado errato, l'Italia che vogliamo, presentando le nostre proposte a chi competeva sullo scenario politico nazionale. A maggio dell'anno scorso a Roma abbiamo fatto un confronto sull'Europa che vogliamo, con i candidati al Parlamento europeo. Quindi cerchiamo di avere una visione che parte dai territori, che tiene conto del livello nazionale, ma che è consapevole di trovarsi in un contesto europeo difficile, complesso, che presenta opportunità ma anche tante difficoltà, e in un complesso internazionale, la globalizzazione, che non sempre abbiamo la capacità di leggere. Ricordava adesso, poco fa, Zaia, che corriamo il rischio di essere colonizzati. Le nostre imprese addirittura corrono il rischio le nostre banche, e su questo dobbiamo stare attenti, non per una difesa passiva che sarebbe perdente, ma per un'azione attiva. Noi siamo consapevoli del nostro ruolo, noi siamo una parte sociale. Come parte sociale qualificata, perché non generalista come altre confederazioni, come altri sindacati, dei manager e delle altre professionalità, non vogliamo fare le parti altrui. Noi vogliamo dialogare, dialogo sociale, confrontarci su proposte, su programmi, su progetti, su piani, ma siamo consapevoli che la decisione spetta alla politica, per quello che è della politica, alle istituzioni. E quando si dice alla fine di una discussione c'è qualcuno che deve decidere, noi siamo d'accordo. Noi non abbiamo mai visto di buon occhio la concertazione, i veti, le imposizioni. E su questo terreno vogliamo dare solo un contributo, sapendo che poi a decidere saranno altri, la politica per la politica, le aziende per le aziende. Abbiamo anche apprezzato, ed è in parte anche nelle corde del nostro documento, il manifesto che Confindustria Veneto ha presentato, 11 punti, alcuni dei quali intercettano sicuramente i bisogni. E lavoreremo nella prossima consigliatura, noi siamo a scadenza del primo mandato, su una trilogia: formazione, sviluppo, occupazione. Se non c'è formazione a livello di istruzione, a livello di formazione professionale, a livello di istruzione tecnica superiore, che è l'alternativa intelligente all'università. Noi dobbiamo affermare quel sistema duale che ha fatto la fortuna della Germania, perché non tutti possono fare studi umanistici, perché dobbiamo recuperare quel rapporto di alternanza scuola-lavoro, di apprendistato ad alto livello che abbiamo in parte perduto. Io vengo da una realtà, sono originario umbro, di quell'Umbria dove l'industria pesante faceva la forza di quella regione e di quella provincia, le acciaierie a Terni, la chimica, la Montedison, gli istituti tecnici di allora, come diplomavano i ragazzi, venivano impiegati nelle aziende. Avevamo dei laboratori, delle officine negli istituti tecnici che erano invidiati dalle stesse imprese. Noi dobbiamo recuperare questo rapporto importante, senza dimenticare il valore. Quindi la formazione è condizione per lo sviluppo è condizione per l'occupazione, perché le regole, anche quelle del Jobs Act, possono essere utili, ma di per sé non generano occupazione. Io qui stasera, tutti noi abbiamo ascoltato veramente cose interessanti, i candidati le hanno ascoltate credo da noi,
Noi l'abbiamo ascoltato dai candidati, io mi sento di concludere dicendo viva l'Italia agli italiani, viva il Veneto e i veneti, e credo che con questo tipo di platea, di proposte e di candidati abbiamo ancora un futuro importante davanti a noi. Grazie. Vabbè, li avvisate adesso.